Roberto Di Piazza, consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, Autonomia Responsabile. In queste ore si parla di riforma del Senato, una strada che appare piuttosto complicata, si parla di più di 8.000 emendamenti su questa strada, Senato che rientra in un più ampio concetto di riforma che riguarda il sistema paese, partendo proprio dalla Costituzione. Una riflessione sul percorso che stiamo facendo. Beh, diciamo questo, che quando diciamo che la nostra Costituzione è la più bella Costituzione del mondo, io dico sì, però è un po' datata, si usciva da 20 anni di dittatura, per cui l'abbiamo fatta molto restrittiva, per cui una legge entrava al Parlamento, poi andava al Senato, poi ritornava al Parlamento, poi ritornava al Senato, poi magari il Presidente della Repubblica la bocciava, per cui non si andava avanti. I risultati sono quelli che vediamo: 2.146 miliardi di debiti. Credo che dobbiamo riflettere tutti, destra e sinistra, tutti insieme, per il bene del Paese. Io credo che una riforma sia indispensabile. Ovviamente ci sono i riti della politica, i 6-7 mila che diceva lei, emendamenti sono qualcosa, però tant'è, ognuno cerca lo spazio, perché con il 4-5 di sbarramento probabilmente non vanno da nessuna parte. Certo che il Senato si lega ovviamente alle questioni della legge elettorale, no? Ecco, comunque Senato delle regioni, consiglieri part-time che diventano senatori, Senato che deve occuparsi di questioni costituzionali, insomma qualche dubbio o qualche perplessità anche da parte di molti su quello che sarà il nuovo Senato o dovrebbe essere il nuovo Senato ci sono. Io ho un terrore che facciamo quello che abbiamo fatto con le province, abbiamo detto eliminiamo le province, invece le abbiamo consolidate, addirittura in regione si parla ormai di 17 aree al posto di una provincia. Credo che questo sia vergognoso. Io spero che ci sia il buon senso, che ci sia la voglia veramente di andare avanti e non di fare quelle riforme pateracchio, quelle riforme che non servono a nulla. Comunque sono convinto che una rappresentanza delle regioni all'interno del Senato, perché le regioni sono quelle che sono sul territorio, l'unica cosa che funziona nel nostro Paese, ma non perché ho fatto il sindaco per 15 anni, ma sono i sindaci, lo dimostrano tutti. Allora sto dicendo, seguiamo questa logica, innanzitutto del voto con la preferenza e non dei nominati, perché fino a quando avremo nominati il Paese non funzionerà. Roberto Di Piazza, autonomia. Regioni autonome, federalismo, specialità delle autonomie. Tutti cominciano a essere abbastanza d'accordo sul fatto che, e tutti lo sono in effetti, che il Friuli Venezia Giulia debba essere una regione preservata da quel punto di vista, perché le ragioni della specialità del Friuli Venezia Giulia non sono venute meno. Allora, innanzitutto la regione Friuli Venezia Giulia confina con l'Austria, anche se non ci sono più con la Slovenia, e a nord con il mare, con la Croazia, con l'Adriatico, e a sud con l'Adriatico. Allora sto dicendo, è una regione speciale che ha saputo trattare una tragedia come il terremoto. Non è solo la minoranza slovena e tedesca che fa una specialità. Uscite dalla seconda guerra mondiale con il resto che rimaneva della Venezia Giulia, io credo che è una regione che deve rimanere speciale. Ciò non toglie però che dobbiamo fare una verifica dell'articolo 5 della Costituzione, che le grandi opere per esempio devono essere con una legge obiettivo ritornate allo Stato, cioè c'è molto da fare, e dopo naturalmente la regione per com'è. Pensiamo solo che si sono concessi questi 9 milioni di pensioni, di vitalizi, insomma all'anno, dico 9 milioni all'anno, questo è un segno indelebile in negativo di questa specialità. Regioni un po' più autonome, da riformare in quel senso, una strada possibile in Italia? Ma io credo che innanzitutto adesso siamo sotto attacco perché tutte le regioni a statuto ordinario non vogliono le regioni a statuto speciale. Io ho detto delle motivazioni serie per cui la regione Friuli Venezia Giulia deve rimanere speciale, però noi dobbiamo avere anche l'autonomia, la responsabilità delle decisioni, e allora non sempre l'abbiamo fatto. Allora, per avere l'autonomia bisogna saper decidere. E anche le risorse? Le risorse, in funzione di questo. 20 anni fa, quando io ho fatto il sindaco, avevamo il problema di spenderli, adesso abbiamo il problema che non ci sono più. A questo punto spending review, tutto quello che serve,
è cambiato. Abbiamo il problema della gente che ormai non arriva più al 20 del mese, non arriva al 15 del mese, e noi stiamo ancora parlando del Museo della Resistenza a Palmanova e abbiamo la gente in strada che non riesce a pagare le bollette dell'energia elettrica, non riesce a chiudere il conto a fine mese. Questa è la realtà. Infatti lei non ritiene che rispetto ai problemi reali del Paese siamo arrivati un po' lunghi, no? Con il discorso delle riforme, della legge elettorale, eccetera? Sembra che questi vivono in un altro mondo. Io che vivo giornalmente con i miei cittadini che vengono a trovarmi, che mi pongono i loro problemi, mi sto rendendo conto che se la gente sapesse veramente cosa succede nei palazzi, chi è all'interno dei palazzi passerebbe un brutto quarto d'ora.